gruppo a un distacco di un centinaio di metri. Appaiono troppi forse, Silvio. Diventa difficile per il gruppo poter rientrare, davanti non si sono mai guardati più di tanto e Battaglini in questo momento 300 che metri. continua a mantenere alta l'andatura. Ecco che parte Agostini da dietro, si è voltato Battaglini, parte Agostini, lancia la volata a lui. Poi problema di catena per Battaglini. Allora Agostini con Locatelli, Agostini davanti, Locatelli dietro, Agostini va a vincere il campionato italiano Under 23. Intanto qua all'arrivo con Battaglini praticamente fermo, una rovinosa caduta che coinvolge un corridore della Zalf Desiré che ha tamponato proprio il suo compagno, Marco Canola, che è andato a tamponare. Abbiamo visto tra l'altro anche Michele Torri con la maglietta gialla a terra. Ecco Enrico Battaglini, un fotografo colpito. Ha avuto un problema, probabilmente un problema alla catena, o è scesa la catena o si è letteralmente rotta. Quindi ecco qua, questo è il momento. Le è uscito il pedale e poi è scesa la catena, vedi? E qua rischia anche di cadere. A questo punto lo sprint era lanciato. Vedi che lui pedala, però è senza catena o è scesa la catena, quindi letteralmente si è fermato, ha rallentato, infatti non è riuscito, mi è sembrato, a tagliare il traguardo in quarta posizione. Agostini, Locatelli e poi Salvetti, no, non è quarto. È stato toccato dal compagno di squadra. Esatto, poi abbiamo visto caduta rovinosa. E qua vediamo il fotografo colpito dalla bicicletta. E comunque il fotografo era nella sua posizione, perché abbiamo visto che era all'interno della segnaletica appunto, che delimita la posizione dei fotografi e degli operatori. Michele Torri che viene subito soccorso, è quello che sembra aver riportato la peggio in questa caduta. Ecco che naturalmente vengono bloccate. Allora andiamo a sentire Agostini. No, sinceramente assolutamente non me lo aspettavo. Credo ancora sia un sogno, però forse ora mi sto svegliando al tricolore veramente ed è una gioia indescrivibile. Quando hai capito che era tua? L'ho capito, ai 200 che sono partito continuavo a ripetermi in testa tricolore. Quando ho alzato le mani non ero ancora cosciente di quello che ho fatto e ora me ne sto rendendo conto solo adesso con queste interviste. D'obbligo una dedica. La dedica, come detto prima, va alla Zalf, a Egidio, a Ciano Rui e Gianni Faresi e tutta la gente che mi ha sostenuto in questi anni che ho avuto veramente difficili con fratture e problemi vari. Finalmente sto tornando a quello che ero un tempo e quindi la dedica va a chi è stato veramente vicino a me, che ora so chi è. Grazie. Come mi indicava Silvio Martinello, stavamo rivedendo la caduta, è stato proprio un contatto con il braccio tra Battaglini e il suo compagno di squadra. Qua è il momento invece decisivo per Battaglini, ormai lanciato alla perfezione Agostini, che si volta. Agostini capisce che il suo compagno non può nulla, controlla la situazione, va a vincere lui il tricolore. Grandissima gioia per Stefano Agostini. E poi vediamo sopraggiungere il gruppo con Elia Favilli, che tra l'altro l'anno prossimo correrà per la squadra di Scinto, la ISD, a giungere al quarto posto davanti a Sbaragli, Trentin, Alafaci, Aldegheri, Benedetti e Vilella. Tra l'altro va menzionato il fatto che sia Agostini primo che Salvetti terzo erano già stati protagonisti della fuga iniziale. Pensate che Enrico Battaglini è arrivato 11°, quindi era in quarta posizione a 50 metri dall'arrivo, con un vantaggio notevole sul gruppo che stava rinvenendo. Il fatto di non poter più pedalare naturalmente lo ha costretto all'11° posto, quindi sfortunato ancora una volta Enrico Battaglini. E riceve il premio e le congratulazioni dal nuovo commissario tecnico Paolo Bettini, che domani visionerà i campionati italiani assoluti. Ringrazio Lita 100 per le riprese, Nazareno Balani per la regia, i nostri moto operatori Simula Agostini, Valentino e Radini. Grazie a Silvio Martinello con le immagini di Agostini in tricolore da Andrea De Luca. Buonasera a tutti voi.